seconda batteria del trofeo Gentleman for Life, è la prima ad essere disputata in ordine cronologico. Sono in 8 cavalli anziani al via, un invito con ovviamente le guide a sorteggio. L'1 Sissi Matley, Ilaria Vecchi, 2 Zimmerman, Filippo Monti, 301 MMG, Michele Canali, 4 Tiffany TR, Otello Zorzetto, 5 Zaza Jet, Giancarlo Moretti, 6 Vampiria G-Font, Antonio Vitiello, 8 Rugiada SMS, Patrick Romano, 9 Tarantella Ferma, Graziano Reggiani. Calli che entrano in addirittura per questa finale del trofeo Gentleman for Life. Problemi per 01 MMG, Vampiria G-Font dall'esterno come al solito, velocissima, cerca di scavalcare quelli all'interno, ma Zazza Jet prova a rientrare insieme al 4 di Tiffany TR, alla fine riesce nella conversione alla corda Vampiria G-Font, resta di fuori e poi galoppa Zazza Jet, secondo la corda Tiffany TR, ancora Sissi Matley numero a 5 precedere Zazza Zimmerman Jet, che è rimasto squalificato. scoperto trascinandosi Tarantella Ferma. 15 per i primi 200 metri di corsa, in vantaggio Vampiria G-Font, all'esterno Zimmerman, lungo la corda Tiffany TR, in seconda pariglia esterna c'è Tarantella Ferma a precedere Rugiada SMS, sono rimasti in 6 in corsa, andranno in finale in 5. Ovviamente le posizioni saranno fondamentali per la scelta poi dei cavalli della finale, si va pianissimo. 47,5 per i primi 600 metri di corsa, Vampiria G-Font e Zimmerman comandano la corsa, ovviamente nessuno dei due ha interesse ad accelerare, Tiffany TR seconda alla corda, poi Tarantella Ferma e Rugiada SMS al largo, chiusa in coda è Sissi Matley, 1, 3 e 4 per gli 800 metri iniziali. Una Tarantella Ferma che sembra volersi scoprire in terza ruota e dare la sveglia alla corsa. La curva di destra passata in 15,6, in vantaggio Vampiria G-Font che allunga nei confronti di Tiffany TR che prova a non perderne la scia. Tarantella Ferma che si industria in terza ruota, viene avanti anche Rugiada SMS mentre cala inesorabilmente Zimmerman, la dritta di là passata in 14,8, 1,33,8, i 3/4 di miglio, Vampiria G-Font in vantaggio, Tarantella Ferma attacca all'esterno e chiusa ancora Tiffany TR in attesa di venire a correre l'ultima curva con Tarantella Ferma che sembra viaggiare comoda su Vampiria G-Font che è richiesta, sceglie l'open stretch, Tiffany TR e Tarantella che è passata nei confronti di Vampiria G-Font e si allontana. Tarantella Ferma vince dall'alto di una classe superiore, nettamente con Graziano Reggiani al secondo, Rugiada SMS avanti a Tiffany TR, quindi Sissi Matley e Vampiria G-Font. 2-3,5 il totale, il successo per Tarantella Ferma, Graziano Reggiani, Alessandro Raspante per la scuderia Alele. Il successo della 8 anni da Luc de Star che porta a casa il successo dalla seconda pariglia, esulta Graziano Reggiani che vince facile, al secondo Rugiada SMS, al terzo Tiffany TR. In finale sarà quindi o il primo o il secondo a scegliere Graziano Reggiani, vedremo con il sorteggio, con quelli delle seconde batterie si porta a casa le migliori chance di scegliere il cavallo preferito.